No, I'm not a writer. Buongiorno Italia, buongiorno un cazzo stavolta, no, allora tu dirai perché hai il camper, ti hanno riparato il bombolone? No, allora siamo martedì 30 ottobre, tu sai che c'è stata l'emergenza alluvioni in Veneto, siamo zona Eraclea, stiamo andando a Jesolo e diciamo che per ora possiamo dire che ce la siamo cavata, sono state evacuate molte zone, però secondo me il peggio arriverà dal 31 all'1 di novembre, quindi per cui sono andato a prendermi il camper che ora è senza bombolone, in quanto era in una zona abbastanza pericolosa perché era vicino al fiume a 90 di Piave e quindi assolutamente no. Ho detto là mercoledì e giovedì mi va sotto il camper, allora ho detto me lo porto via che così metti anche non succede niente, almeno sto tranquillo, sai che abbiamo le fisse, no? Sono qua col CP, non so se lo vedi perché è buio, vero CP? E stiamo usando anche la GoPro, cioè siamo tornati indietro, no? Agli antipodi di questo video casting makeraggio, cioè nel senso fatto alla cacchio proprio. No, che vabbè, sto guidando, in più volevo provare a farti vedere adesso il ponte di Eraclea che era stato chiuso, adesso l'hanno riaperto. E in questi casi che fai, no? Senza il bombolone? Beh, ovvio, ti vai in un agriturismo, in un bed and breakfast e quello che vuoi. Io invece ho la fortuna di avere nella zona un paio di decine di chilometri parenti, l'Alessia, quindi sì, riesco tranquillamente ad andare a dormire da loro, tipo adesso vado dall'Alessia e via, insomma. Quindi sì, non ci siamo passati, quest'anno salta l'alluvione in camper, sì, non che sia una cosa magari divertente perché per certe persone più che altro, quelli che adesso... Ecco, è finita anche la batteria della GoPro. Stavo dicendo in ogni caso che chiaramente abitazioni e attività che sono state costruite dentro all'argine, ovviamente quelle ragazzo sono andate tutte sott'acqua, però sì, senza fare alcun tipo di sarcasmo è ovvio che se costruisci una cosa sotto un argine è molto facile che alla prima alluvione ti va sotto, è normale. Eccoci qua, questo è il ponte di Eraclea, vedi c'è ancora tanta gente che guarda, tutti che guardano il livello, quelli là tutti nell'argine che controllano, però forse non sanno che insomma se non sta piovendo l'acqua non è che va su, no? Strada bloccata anche di là, ti dirò comunque non la vedo neanch'io. Beh, insomma dai, manca ancora un paio di metri perché venga fuori, dai. Ed io non so, sì beh, so già che questo video lo vedrai completamente nero, però porta pazienza, è bene o male una diretta, no? Io so, cioè ho qualche dubbio che se tipo resto a Jesolo, no? Che è una città di mare, che comunque ha anche il fiume, ha il Sile, no? In caso di grande alluvione, come l'avevano prevista, poi non so se accadrà oppure no, secondo me la sei ciulato, cioè sei chiuso, no? Perché hai il mare tutto da una parte e non puoi arrivare da altre parti perché ci sono i ponti, quindi boh, veramente, cioè sto pensando, ma no, anche perché se vai verso Cavallino e altro, cioè peggio ancora, lì è tutta zona lagunare e non è collegata via terra ad altre cose, no? Quindi boh. Però adesso prendila con le pinze perché è un discorso anche un po' delicato, vedi a avere poco o niente, cioè in caso di tragedia, di alluvione eccetera, io perdo il mio camper ma ci perdo tipo 10.000 euro, capisci? Prova a ragionare, perché adesso è anche difficile da buttarla giù questa cosa, no? Perché dopo sembra che io stia dando del mono a tutti gli altri, ma non è così, cioè volevo proprio farti capire questa cosa, che più accumuli nella tua vita, in questo caso stiamo facendo il discorso delle abitazioni, ma può essere qualsiasi altra cosa, l'automobile, la moto eccetera eccetera, e più sempre ansia e rischi hai, no? Cioè, capisci? Quindi vivi molto più facile avendo poco. Molto più facile non significa facile, cioè non è che se io tipo perdo il mio camper dico vabbè, no, un cacchio, è comunque una mezza tragedia, però insomma tra il perdere un camper e una casa da 100-200 mila euro, cioè capisci che ce ne passa di differenza, no? Era
carino metterlo in diretta sto video, però no, prendi mal di testa, perché poi sai tutto lo stress della giornata e andare a prendere il camper qua e là, e forse anche un po' di un piccolo accenno di febbre, quindi adesso vado a farmi la docciata dall'Alessia, perché qua non ho gas, non posso farmi neanche il caffè, niente di niente. Le temperature comunque non sono rigidissime, quindi il CP può dormire tranquillamente in camper. Mi dirai perché non dorme dall'Alessia? È perché il CP ammazza i gatti, ammazza tutti il CP, sono buono, ma con le persone, con gli animali no, è la sua natura, insomma. Dopo sai, ci sono sempre le eccezioni, ci sono tante varianti, però insomma raccontiamocela come vogliamo, è pur sempre un cane da combattimento, ecco. I pericoli più grandi secondo me nascono proprio quando la gente dice ma è buono, è buono, è buono, e quindi diciamo vivi con questa mancanza di responsabilità, di consapevolezza del potenziale pericolo. Quindi poi se succede è perché non c'è stata nessuna precauzione, hai capito? E poi tutti stupiti, ma non l'aveva mai fatto, e qua e là, sai. Ma è normale, qualsiasi cane può andare d'accordo con 1000 cani, e col 1001 quel 1001 gli stava sui coglioni e lo fa fuori, purtroppo è così. Solo che il problema dei pitbull, che dicono il cane è pericoloso, io sono d'accordo sul termine potenzialmente pericoloso, nel senso che buonissimo tutto quello che vuoi, intelligente, equilibrato eccetera, ma se un pitbull morde fa danni serissimi, ha una presa che è una roba mostruosa, e soprattutto poi non molla, cioè il pit ti sbriciola le ossa e ti tira via pezzi di carne, ma anche grossi, quindi se ti prende un cagnolino o qualche altro animale lo fa fuori. Cioè un gatto, purtroppo a lei me ne ho visti uccidere 2 che sono venuti dentro casa, in un morso il gatto è già smacciullato, purtroppo non c'è niente da riderci, però purtroppo è così. Quindi anche con lei sì, me la tengo senza guinzaglio eccetera, però ho ormai 15 anni di esperienza con sti cani, quindi sempre 1000 occhi e guardo sempre in anticipo, non come sto qua che lei fa gli stuai, è il din dong. CP, siamo passati a parlare dall'alluvione alla tua potenziale pericolosità, cioè sarà un video di merda, però vabbè, un video aggiornamento, dai. Senti che accento che faccio quando ho l'influenza, cioè non è una roba, non lo so, cioè sembro, no, milanese no, cos'è, che accento è? Questo accento qua, faccio, è il febbrese, ok, faccio di canto. Beh, sempre nella stessa puntata, sono più o meno le 8 di sera, il Sile a Jesolo Paese, secondo me è alla stessa altezza di sempre, quindi non si è alzato qua. Cioè il mare sì, che è arrivato fino al marciapiede, quindi ha coperto tutta la spiaggia, però il fiume ora, in questo momento che passo io, è all'altezza di sempre. È vero, cioè è una cosa che mi ero abituato e avevo perso di vista il fatto di quanto io riesca a provare libertà quando sto con il mio camper. Cioè in questi giorni che sono stato dall'Alessia a mangiare da mia nonna, ho aspettato passaggi, sono andato a mangiare in ristorantini, o comunque anche il fatto insomma di andare a dormire dall'Alessia mi è pesato molto, non che sia una cosa brutta eccetera, però abituato a questa mia indipendenza, cioè, l'unica cosa diciamo che non ho l'indipendenza è il lavoro, perché se è un lavoro fisso giustamente insomma, però guarda che vuol dire molto, vuol dire veramente molto. E Yuri, perché inizi discorsi che non li sai spiegare? Non lo so, ma magari qualcuno lo capisce, no? Cioè io lo butto là e uno dice ho capito cosa intendi, tu hai capito CP? Riproviamoci, perché forse quando in questi giorni sono tornato a abitare in una casa vedevo questa vita come una sorta di circuito chiuso, cioè il lavoro è qui, la casa è lì, quindi tu puoi andare solo da qui a lì. Stessa cosa probabilmente faccio anche con il camper, cioè bene o male, vabbè il camper non è mai nello stesso posto, però insomma bene o male faccio la strada da lì a qui, ma in testa ho il pensiero che in realtà posso andare dove voglio, cioè ho la potenza, come diciamo prima il discorso del cane è potenzialmente pericoloso, qui ho la potenziale libertà. Sì,
sì Giulia, ma perché fai questi discorsi col buio pesto? Vabbè, magari mi ricordo di mettere qualche immagine, qualcosa che non c'entra niente, non lo so. Metterò un video di un ruscello, di una waka, di un gatto, mi suggerisce la Amy, sì.